per fare un ripasso, cioè rinnovare un po' quello che abbiamo visto l'ultima volta sempre sulla Santa Messa, abbiamo iniziato anche che, abbiamo detto che la Messa inizia già in sacrestia, perché il sacerdote, mentre si mette i paramenti liturgici, prega, perché hanno un valore sacro, no? Ogni paramento ha un significato e anche un valore, perciò che per ogni paramento lui deve dire una preghiera particolare, che prima la dicevano in latino, no? E quindi prima abbiamo detto che il sacerdote si mette, bravo, e dice: imponi, Signore, sul mio capo l'elmo della salvezza per sconfiggere gli assalti diabolici. Prima se lo metteva propriamente come se fosse un casco, dopo lo faceva cadere. E questo è sul serio se uno va a leggere gli scritti di Padre Pio. Lui ogni volta che andava a dire la messa si preparava realmente per una lotta contro il demonio. Dopo il camice, che anche è come l'abito, no? È un simbolo, un segno esterno che, coprendo completamente il corpo del sacerdote, la figura è questa, cioè lui si deve preparare con un'anima pura per toccare le cose sacre. Quindi per il sacerdote che conosce i suoi peccati, queste cose in certo modo ti fanno male, perché tu non sei mai all'altezza di quello che stai facendo, perché stai toccando le cose che sono pure, con le mani sempre di una persona che è un peccatore, perché lo dice San Paolo: Dio ha scelto quello che non conta nel mondo per confondere le persone, i saggi, quindi sceglie l'ultimo per confondere, affinché nessun sacerdote dica questa è opera mia, no? Dopo si mette intorno alla vita il cingolo e dice: cingimi, Signore, con il cingolo della purezza, prosciuga nel mio corpo la linfa della dissolutezza, affinché rimanga in me la virtù della continenza e della castità. Invece, che c'entra il cingolo con questa virtù? Perché abbiamo detto che la zona della pancia, dello stomaco, parla anche al peccato di gula, e il peccato di gula si aggancia con la lussuria, e quindi il sacerdote, mettendosi anche il cingolo, ricorda anche il suo voto e la sua promessa di castità. La stola, abbiamo detto che oltre a simboleggiare il potere del sacerdote, se qualcuno si ricorda la messa antica, il sacerdote la metteva anche sul polso della mano, perché indicava il potere di consacrare, e quindi il potere le aveva sulle mani, era una stola piccola. Adesso la mette intorno al collo e dice: restituiscimi, o Signore, la stola dell'immortalità che persi a causa del peccato del primo padre, e per quanto accedo indegno al tuo sacro mistero, che io raggiungo ugualmente la gioia senza fine. E avevamo parlato che oltre a significare il potere sacerdotale, significa anche la pecora che il sacerdote deve sempre mettere, come Gesù, il buon pastore, no? Deve caricare sempre la pecora che va fuori l'ovile, che anche lui, che anche il sacerdote stesso. Perciò che la casula, che abbiamo detto la parola significa piccola casa, che copre completamente il sacerdote, pregando e dicendo: Signore, che hai detto il mio gioco è suave, il mio carico è leggero, fa che io possa portare questo in modo da conseguire la tua grazia. Questa casula, che copre la parte frontale, no? E le spalle del sacerdote, servono a ricordare che non soltanto porta sulle spalle i peccati del popolo sull'altare, ma soprattutto porta i suoi, e che li vede. Come dice il Salmo: il mio peccato mi sta sempre davanti. Davide dice: contro di te ho peccato, quando lui commette l'adulterio con Betsabea, il primo adulterio, no? Il mio peccato mi sta sempre davanti. E quindi il sacerdote, quando sale sull'altare, si ricorda che innanzitutto lui deve dire la messa per i suoi peccati. Bene, dopo questo che già abbiamo visto la volta scorsa, la liturgia utilizza dei colori liturgici che
non è soltanto per abbellire o dire va bene, mettiamo qualcosa, intanto abbiamo la possibilità, c'ha tutto un significato spirituale. E anche perché la liturgia usa dei colori perché deve utilizzare cose che noi possiamo toccare, vedere, quello che è un simbolo per noi, cioè noi siamo fatti di carne e ossa, quindi abbiamo bisogno di simboli, cioè la veste talare è un simbolo che mi dice qualcosa, questa persona, la fede che portano gli sposi è un simbolo, cioè noi quando lo vediamo già è sposato, rispetto, attenzione, cioè. Bene, i colori anche hanno questa, la Chiesa li utilizza per simboleggiare anche la liturgia e per darle più ricchezza alla liturgia. Perché? Perché ogni colore per noi uomini rappresenta qualcosa. Il verde rappresenta qualcosa, cioè ci trasmette qualcosa, il rosso ci trasmette qualcosa, il bianco e così anche il viola. Quindi la Chiesa prescrive adesso questi 3 colori. Manca uno, che si utilizza soltanto una volta all'anno se vuoi. No? Che quel giorno pure mi sembra si può cantare anche Regina Celeste. Si potrebbe, sì. No? E quindi questi colori hanno una relazione anche con il mondo spirituale. I colori hanno una relazione con il mondo spirituale perché? Perché trasmettono qualcosa in più, cioè hanno un vocabolario proprio. Perché, per esempio, un esempio banale, perché i dentisti ai quali abbiamo più paura, molti si mettono il camice verde o altri medici si mettono, perché è un colore che ti dovrebbe rilassare di più. Non si mettono il camice rosso o il camice del macellaio. Perché? Perché i colori parlano. I colori parlano. È un aspetto denotativo. Ecco, e la Chiesa utilizza questo linguaggio e quindi introduce questi colori nella liturgia. Perciò hanno un'anima i colori e trasmettono. Perciò il colore bianco, che è il colore della luce, è il colore anche della purezza. Le spose vengono vestite di bianco per questo motivo, no? È il segno dell'innocenza, della santità, della gioia, è il colore dell'allegria. Il colore bianco è il colore dei battezzati. Si mette il bavaglino bianco per indicare la purezza dell'anima, è il colore anche della purificazione, della rigenerazione. Perciò che nell'Apocalisse dice che quelli che hanno perseverato fino alla fine portano tutti una tonaca bianca. Apocalisse 3,5. E se voi vi ricordate, quando Gesù sul Tabor si manifesta ai discepoli con tutta la sua gloria, ecco, è un colore bianco, più bianco della neve. Bene, anche questi colori bianchi per questo motivo, cioè perché trasmettono anche gioia, purezza, vengono utilizzate per i misteri che indicano gioia o gloria, per esempio il Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione, Corpus Christi, adesso fra poco, e anche si utilizzano per celebrare tutte le feste di Maria Santissima, il bianco, le feste di Maria Santissima, soprattutto quelle della Immacolata Concezione, Assunzione, eccetera, no? E anche il colore bianco viene utilizzato per la festa dei santi, la festa degli angeli, che indicano purezza, non però quelli santi che sono stati martirizzati, i santi che sono stati uccisi per il fatto che c'è sangue in questo fatto, viene utilizzato la cassula rossa per indicare i martiri, no? Però vedete come la Chiesa utilizza questi colori per cercare di capire quello che si sta celebrando, no? Per accompagnare anche con i colori.
Anche il color bianco viene utilizzato per tutti quei santi che furono vergini, non si sposarono mai, o santi della purezza. Per esempio nella festa propria vostra di Santa Maria Goreti, che è una santa appunto martire della purezza, il colore è bianco. Il rosso è il colore liturgico che noi utilizzeremo questa domenica, che ricorda Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo. Voi vi ricordate che nel libro degli Atti degli Apostoli la prima manifestazione sugli Apostoli di Maria Santissima è con questa figura di fiamma. E quindi è il colore soprattutto di Pentecoste. Quindi è un colore che indica fuoco, che indica amore, che indica sacrificio. Significa, come ho detto, la fiamma dello Spirito Santo che ha acceso i cuori dei discepoli. Voi pensate che dopo la discesa dello Spirito Santo, i discepoli che erano nascosti per timore, escono così all'improvviso. San Pietro, che aveva negato per 3 volte Gesù, esce all'improvviso e all'improvviso comincia a dire: voi che avete ucciso Gesù, quel Gesù che era il Messia che voi avete negato. Uno dice: come mai Pietro cambia così velocemente e passa da una paura terribile a una focosità così grande, no? Cioè, quasi temeraria potremmo dire, perché sfida anche gli ebrei, gli stessi ebrei che avevano ucciso Gesù. E questo è molto interessante, perché uno dice: è lo Spirito Santo, cioè è lo stesso Spirito Santo che noi abbiamo ricevuto nella Cresima. E uno sempre si domanda, cioè in diretta, cioè non puoi non domandarti perché in noi, esco un po' dal tema, no? Perché in noi lo Spirito Santo non ha prodotto sembra che non abbia prodotto quell'effetto, cioè perché da noi si dice il sacramento della Cresima è il sacramento dell'addio, come dicendo faccio la Cresima, finito il catechismo, ciao. Cioè forse non scende lo Spirito Santo, cioè forse lo Spirito Santo si è invecchiato, non c'ha la forza che aveva 2000 anni fa. Cioè, qual è il motivo? Il motivo è semplicemente che lo Spirito Santo agisce quando noi lo ascoltiamo. Quando uno si chiude alle emozioni dello Spirito Santo, lo Spirito Santo non parla, perché lui parla nel silenzio, nel raccoglimento, e parla soltanto a quelli che lo vogliono ascoltare. E questo così. Altrimenti non si spiega come mai santi come una Madre Teresa di Calcutta abbia fatto tanto e noi ci vediamo così. Guardate cosa significa ascoltare quello che ti dice lo Spirito Santo. Perciò il color rosso, questo colore che trasmette fuoco, passione, coraggio, perciò che è il colore liturgico che ha una relazione con quello che parla di passione, agonia. Perciò si utilizzano nei misteri della passione di Gesù, quelli che ricordano il sangue versato da Gesù, nei misteri dolorosi. E anche, come abbiamo detto, il color rosso viene utilizzato nella festa dei martiri, i santi martiri, sempre il color rosso. Anche, come martiri che sono, viene utilizzato nella festa di tutti gli apostoli, il rosso. Bene, il verde invece, quindi bianco, rosso, sono colori forti. Il verde invece è un colore intermedio tra l'uno e l'altro, cioè tra i colori forti e quelli che sono più deboli. Perciò che ho detto che per l'occhio umano il colore verde è come una specie di tranquillante, e trasmette questo, un colore più suave, è il colore anche della primavera. E anche la liturgia lo come simbolo di speranza, il color verde, anche questo rappresenta la speranza. Perciò che il color verde
viene utilizzato in tutti i tempi che non sono chiamati tempi forti. I tempi forti noi già sappiamo che sono il Natale, la Quaresma, Advento, Pasqua, sono tempi più. Il verde invece viene utilizzato nel tempo che viene chiamato tempo ordinario, non perché è un tempo di seconda classe, è il tempo che è intermedio tra i momenti forti della Chiesa. E se noi andiamo a vedere le letture, noi adesso per esempio a Pentecoste finiamo un tempo forte, comincia il tempo ordinario, si utilizza un'altra volta la cassula verde. E in questo tempo la liturgia, le letture ricordano semplicemente l'espansione della Chiesa in tutto il mondo. È un po' la lettura degli Atti degli Apostoli, ricorda questa verità. Il viola, quindi è un altro colore forte, è un colore che indica anche ombra, no? Oscurità, penitenza. Quelli che hanno studiato arte, penso che il viola si forma con che colore, Giovanna, ti ricordi? Il grigio pure? Blu e rosso. Blu e rosso, ok. C'è un libro che indica il blu, che indica il cielo, un po' di speranza, e il rosso un po' di sacrificio, no? Sono i tempi quaresimali. Quindi indica agonia, però non disperazione, perché sono colori che ti preparano per un tempo forte. Sono colori penitenziali, però non è una penitenza che si ferma in se stessa e muore in se stessa, non è masochismo. È una penitenza che si prepara per un evento importante. Perciò che questi colori sono sempre tempi di preparazione, tempi penitenziali, però per vivere meglio un tempo forte che viene dopo. Perciò che è di carattere penitenziale e si utilizza per l'Avvento, preparazione per il Natale, e Quaresima, preparazione per la Pasqua. E quindi serve per prepararmi il meglio possibile e vivere il meglio possibile un momento particolare. Questo in quanto ai colori, quindi ancora siamo fuori l'altare, non siamo ancora saliti. E vedete tutto quello che abbiamo visto, quindi tutto quello che noi ci perdiamo e non sappiamo già prima di salire all'altare. E quindi quanto più uno sa e quanto più uno conosce, più può amare la liturgia, perché uno non può amare quello che non conosce. E quindi capendo tutte queste cose, io riesco a vivere meglio la liturgia. L'ordo missis, no? Che spiegava tutto, Sì, giorno per giorno, sì. ti vorrà meglio. Bene, usciamo dalla sacrestia e stiamo andando verso l'altare, quindi processione d'ingresso che ha tutta una simbologia, cioè una processione vera e propria, no? Con croce, incenso, candelieri, tutta alla grande, perché ha tutta la sua simbologia, non è soltanto per presentare chissà che cosa. Quindi già la parola processione, procedere, indica una chiesa che si muove e sta camminando verso un posto centrale che è l'altare. Questo indica anche, non soltanto la Chiesa che va verso l'altare, ma indica anche il cammino che ha fatto Gesù verso di noi. Cioè, non soltanto il cammino che noi facciamo verso Gesù, verso l'altare, indica l'incarnazione di Gesù, perché prima che la Chiesa si metta in cammino verso Gesù, Gesù è venuto verso di noi e ci ha manifestato il cammino che noi dobbiamo seguire. Perciò che nelle messe solenne, e se è possibile in tutte le messe, almeno in quelle domenicali che sono le più importanti, si devono presentare questi elementi: incenso, croce e candelieri. Le candele indica Cristo che è venuto a illuminare il mondo che era nelle tenebre. Questo se lo dice l'introduzione al Vangelo di Giovanni. Il mondo era nelle tenebre, il mondo non ha voluto riconoscere Gesù, che era la luce.
L'incenso indica il buon profumo della Chiesa, cioè il cristiano dovrebbe profumare, in che senso? Che le sue buone opere, il suo esempio deve essere gradito alle persone che sono intorno a lui, cioè dovrebbe essere una specie di calamita il cristiano. Il suo modo di parlare, il suo modo di atteggiarsi, il suo modo di rispondere, il suo modo di partecipare alla messa, il suo modo anche di vivere fuori la Chiesa, che non è contraddittorio con quello che fa dentro, è coerente. Quindi tutto ha un significato, cioè Cristo che entra nel mondo, rappresentato dalla croce, presieduto anche di questo buon profumo di Dio, le candele che sono la luce di Cristo. Quindi la Chiesa utilizza tutti questi segni, come utilizza anche la luce della Chiesa. La luce è un simbolo anche forte, cioè serve per eliminare, togliere le tenebre. Questo gioco di luce noi lo vediamo soprattutto la domenica di Pasqua, la veglia pasquale. Inizia tutto con la cerimonia della luce, la benedizione del cero pasquale che rappresenta Gesù. Tutti con le sue candele, la Chiesa buia. Vedete tutto questo gioco di luce, no? Non per fare scena, è perché ha un simbolo. Senza Gesù, che era morto il giorno prima, non era risorto, tutto è tenebre. Quindi la luce la Chiesa la utilizza non semplicemente, dico, per una questione estetica, ha una simbologia. Quindi la luce anche abbellisce il culto e la Chiesa la utilizza. Qualcuno dice no, ma la luce è perché la Chiesa quando era perseguitata, quindi era nelle catacombe, gli serviva utilizzare le candele, quindi da quel momento in poi è rimasta la tradizione. Non è una questione pratica, sì è vero, però adesso che non siamo arrivati ancora alle catacombe un'altra volta, uno potrebbe dire va bene, lasciamo le candele, intanto ci sono le luci elettriche. No, ha una simbologia. E anche Costantino, dice Eusebio di Cesarea, la notte di Pasqua faceva illuminare tutte le strade di Roma, per far indicare questa luce che è Cristo, questa vera luce. Quindi, qual è la natura della luce? È qualcosa anche tra lo spirituale e il materiale, cioè l'immateriale e il materiale, perché è qualcosa che fluttua, che è qualcosa di spirituale, però anche ha qualche cosa a che vedere con il mondo materiale, la luce. E anche tra tutte le cose sensibili, la luce è quella che più si avvicina allo spirituale, la più perfetta, la più pura. Perciò che la Chiesa, ripeto, la prende come un simbolo per eliminare le tenebre e anche come purificazione. Noi con il fuoco purifichiamo tante cose. Quindi, quello che la luce, il sole per il mondo, la luce, la candela che rappresenta Cristo, soprattutto il cero pasquale, è Cristo per noi. Quando i ceri si mettono sopra l'altare, indicano quello che si sta celebrando, che è qualcosa di sacro. Rappresentano la divinità di Gesù. Perciò che il materiale del cero pasquale e di tutti i ceri, dovrebbe essere così, è fatto con che cosa? Con la cera di ape, che è preziosa, che viene purificata, che si consuma completamente senza lasciare nulla. E questo ha un significato, rappresenta Cristo. Perciò un cero pasquale di plastica è la cosa più antiliturgica che possa esistere. Fiori di plastica in chiesa è la cosa più antiliturgica anche nel cimitero è bruttissimo, perché non c'è nessun significato, non rappresenta nulla. È vuoto, è privo di senso, è privo di tutto. È vero che tante volte
uno lo deve fare per esigenze, per tante cose, no? Però è sempre più bello le cose naturali, però soprattutto stona tantissimo quando uno lo vede in chiesa. È lì dove stona tantissimo, perché è un posto che è visitato completamente. E i colpevoli non sono le persone, perché le persone lo fanno con la miglior buona volontà del mondo. Siamo noi, che siamo i primi responsabili di educare, di catechizzare, di dire le cose sacre vengono simboleggiate con cose che abbiano un certo valore. Perciò che una chiesa come Fossanova, come qualsiasi altra, l'altare deve essere degno di quello che rappresenta, dovrebbe essere fatto di pietra naturale. Pensate, no? Quindi la cera che è prodotta dalle api, che è purissima, indica la nascita di Cristo, la nascita virginale di Cristo. E voi pensate che ogni volta che noi vediamo il cero pasquale, o pensate per esempio, perché noi lasciamo, c'è questa santa abitudine di lasciare il piccolo cero nel portacero della Madonna, dei santi, e ce ne andiamo via. Quel cero rappresenta noi, come dicendo, noi ce ne andiamo però lasciamo la nostra immagine qui. È un simbolo, però significa tanto. E perché ci dovrebbe rappresentare a noi? Perché noi, come il cero, ci dovremo prima di tutto consumare per gli altri, ma non in un modo vano, illuminando e riscaldando il cuore delle altre persone. Questo è il significato del cero che si trova, già sia il cero pasquale, già quello che mettiamo sull'altare, è immagine del cristiano che deve essere lì davanti, dritto, acceso, cioè con tutte le antenne in quello che si sta celebrando, e lui si consuma per gli altri. Quindi vedete tutte le immagini che ci parlano della sacralità della Santa Messa, della ricchezza che è la Santa Messa, e che noi è difficile rendersi conto di tutte queste cose perché non ce l'ha detto nessuno. E ripeto, siamo noi che dovremmo insegnare questa cosa. Perciò alle volte una buonissima idea, molti sacerdoti che hanno una messa già fissa dedicano l'anno, per esempio il tempo ordinario, per spiegare tutte le domeniche del tempo ordinario la messa. Ogni predica è una spiegazione della messa e la gente ne approfitta molto. Quindi la luce, abbiamo detto, rappresenta la pienezza di Cristo, rappresenta la carità, la fede e la speranza. Carità perché è fuoco, fede anche perché mi sta indicando sempre il Signore, sempre guarda verso l'alto, e la speranza che io mi consumo per qualcosa, per un'altra cosa, per un altro. Quindi indica le tre virtù teologali. E anche la candela ha questa simbologia sacra, no? Per ultimo, l'introito, cioè l'inizio della Santa Messa. L'inizio della Santa Messa. Voi sapete che la Messa inizia con una processione e inizia con un canto, e il canto è un'altra cosa tra il materiale e lo spirituale. Perché noi cerchiamo di cantare dopo sempre un raduno, una festa? Perché il canto indica, cioè dà qualcosa in più del linguaggio normale, comune, cioè come che espressa un'altra cosa, cambia anche le disposizioni interne delle persone, perciò che sono canti per il tempo pasquale, tempo quaresimale, tempo ordinario, eccetera. Quindi il sacerdote inizia la Santa Messa salendo sull'altare. E finisco semplicemente con una simbologia. L'altare, ricordatevi, è sempre messo, o deve essere messo, nel posto principale della chiesa. È il punto di fuga. Tutti gli sguardi devono finire lì. E ci sono delle norme scritte, non è che io posso fare una chiesa come mi pare.
intorno all'altare, semicer, è scritto tutto quello che voi vedete strano è fuori norma, ma è tutto scritto. Voi basta che andate all'introduzione del mesale, sta scritto come deve essere l'altare, dove deve essere messo, come deve essere. Perfino sta scritto sul mesale che ci dobbiamo inginocchiare per il momento della consacrazione. Sta scritto sul mesale. Quindi l'altare indica il Calvario e perciò si trova sempre in un posto alto che si chiama il presbiterio, dove salgono i presbiteri. Voi sapete che c'è questo slivello già e la gente si rende conto e rispetta. Nelle chiese antiche c'era una balaustra dove anticamente si avvicinavano, si inginocchiavano e prendevano la comunione lì, inginocchiati. Cioè per indicare questa separazione tra il divino e il sacro. Non potevi andare oltre, c'era il cancelletto. Sì. Nelle chiese ortodosse invece c'è propriamente coperto completamente, non puoi vedere nulla dall'altra parte per rispetto al sacro. Si apre in certi momenti soltanto, però viene tutto per rispetto al sacro. Cioè era un po' quello che accadeva da noi, che la messa era di spalle, tu non vedevi nulla, non capivi nulla. Quindi l'altare rappresenta questo, rappresenta Cristo, perciò che deve essere fatto di pietra, Cristo è la pietra angolare, e perciò deve essere degno l'altare, non può essere movibile, non posso appoggiarmi sull'altare, non posso mettere fiori sull'altare, cioè non è conveniente perché sto coprendo quello che si sta celebrando sopra, cioè io devo lasciare la piena visione alla gente di quello che si celebra sopra. Se si mette qualcosa deve essere una cosa molto sobria che non copra, però non devo togliere l'attenzione di quello che è più importante. Bene, quindi rimaniamo qui sull'altare, dopo riprenderemo perché c'è una simbologia molto più profonda, però fino a qui ci siamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.